Domenica tornano le chiusure del centro ai veicoli a motore entro la cerchia delle mura cinquecentesche padovane, quindi ricapitolando non si potrà andare nella parte storica dalle 10 alle 18, un'eccezione e non da poco però verrà fatta per poter accedere ai parcheggi di Piazza Rabin dietro a Prato della Valle e all'ex caserma Prandini in attesa che si capisca cosa farne di questa preziosa area del centro cittadino. La multa per i trasgressori va da 80 a 164 euro. I varchi ZTL saranno chiusi e il divieto di circolazione riguarderà anche i residenti, che se vorranno muoversi potranno farlo prima delle 10 o dopo le 18, mentre tutti i varchi elettronici della ZTL saranno chiusi come nei giorni feriali. In cambio, il Comune ha organizzato numerosi eventi, soprattutto nelle piazze, biciclettate, laboratori di giardinaggio, aree ambientaliste, concerti, stand espositivi e giochi per bambini tra Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, oltre alle gincane educative organizzate dai vigili per i ciclisti in erba.